20. 23. Tu svegli nel mattino, cornette e cappuccini, ma famo una malbora, non va di mandolore. E è bella l'aria fresca, carredo gargana, e è bella non veni di astecchi, mano a mano a fatica. Ma non si trova una fatica. Ma mi chiamate nei spazi, a conformire cappuccini, ma non mi incazza. Contro me sto ciccio, che faccio solo un beach. Se stanno che da week, che stanno postando. Se fracca una pensione, passato un milione. C'è il video a 2 cilindri, ogni terra vola una spinta fatica. L'orologio della stazione è preciso. fatica. San Giacomo, Non niente. C'è dei cervini in fondo, che se la cogni pomodoro, ma se la brucia. che bel colore questa macchina. Voglio una fatica, un letto in grado. Buongiorno. Meritret, Ciccio Meritret, non è che sta giusta, no, non è che ci perdiamo. Che c'è? Niente, una Buongiorno, good morning. buongiorno. Buongiorno. Oggi 2 minuti seri di Franco di Voglia. Caffurzi, oggi stiamo avvelenati, per favore, avvelenati. 20 marzo 2018, cioè ben dice, oh, devo fare vedo nulla, così. L'avevo fatto io. È vero? È numero, va. A mangiare semente. Buongiorno. Una buona giornata Di da Transenne. Barlet e a Delle Transenne, Transenne nuove, non si parla, faceva mettere. No, non ti preoccupare, non si parla l'idea, no. Ah, fate. Ecco qua che gate. un pullman sta a custo, Appunto, sta a correre, sta a custo, ragazzi. Ma tu hai una corrida a due piedi, zio. Mamma va. Poi già a Cemio non la trovo. Non ci serve, fa la festa, ci serve caffè. Buongiorno, zio, stai bene? Come stai? Bene, Hai fatto bene. la festa al papà ieri? Te l'ha Ieri? fatto uno? No, ho fatto ieri. Lei ha trovato le chiavi della macchina, Meno il Signore male. ti ringrazio. Andava proprio pieno andai. L'agitazione ieri non la tengo. Madonna. Non fatica. Sciolta, C'è successo, Ciccio, c'è successo. Ciccio. Dove sta Roma? Stai muto. Qua ormai siamo diventati come il Congo belga. È come Putin, lo sai, Putin. Vogliono fare una lista dove mettere tutti dentro. No, ieri. Tutti dentro, tutti presenti, mula e conducente. Dimmi tutto, zio. Ieri ho visto un post Beh. su Facebook di un mio amico, che è un mio amico, posso dire un mio amico perché è il figlio di Carpagnano. Ci volava? Paci. No, disse quasi quasi mi faccio una lista civica, dici. A solo. Però voglio sapere come la devo chiamare. Allora scrivi miei, parlite a vest. Dicesti a lui. Ama la città, Ama la città, amala. come non mai. Come non mai. Ce la vedo, Ma è difficile, è difficile. No, ma sì, ho capito, Lelo, ma stanno a fare una lista dove si mettono dentro destra, 15 liste d'appoggio, destra, sinistra, centro, tutto insieme a fare la lista. Ragazzi, ma vedete una calmata, oh. Cioè, ragazzi, se passa questa cosa quest'anno, io già sto con il passeggio, come tutti noi, che alla fine stiamo tutti di passaggio. È vero. Ma non è Vabbè, possibile. dobbiamo provare di tutto, zio. Ma no, io alcune cose non ci tengo. Mi sta prima. Sì. Alcune cose non ci tengo a provare, zio. Però, zio. Tu provato? No. Su Vabbè, qualche cosa? tutto, ma provare tutto. Dai. Cioè, non capito? pensiamo alle cose brutte. Alle cose belle. Le cose belle di provare tutto, perché secondo me dopo quello che è successo, che l'Italia non è nasciuta ai mondiali. Può succedere di tutto. Può succedere pure con la pubblicità a centro. Capito? Che sono pure Ah, capito voi. È la verità. È la verità. Scusa, non no, offendere. no, assolutamente no. No, Barretto, quando dicevo basta, ci si basta. Ci si figli di zucchero, Sono più i candidati che gli elettori. No, Ciccio, ma parliamo con Ciccio. Vogliono fare 7-8 liste ad appoggiare un candidato, destra, sinistra, non si capisce niente.
tutti insieme. Ma la cosa più assurda, sapete qual è? Sono sempre loro! Ragazzi, sono sempre loro! Chi che ci hanno mandato in da merda? Sa sempre loro! No! Cambiano, i casini cambiano, ma le puttane sono sempre quelle! Scusate il termine. Non è una parolaccia! Infatti, perché... Sa sempre loro! Nenz, capisci mi chierto, ma ci sta perché caffè sono regionale, oh! Ci sta scritto Joe Condor! Manneggia miseria, manneggia miseria! Sono come gli assessori, i dirigenti, che si per vedere i patroni del paese. No, questa non la posso dire, questo è cattivo. E stanno veramente i dirigenti che hanno fatto più carriera sotto le scrivanie che sopra le scrivanie. Vabbè, queste sono cose che ognuno, non solo, in tutto il mondo, così. Io conosco una canzone di Pierangelo Bertoli che dice sempre, quella a muso duro. Bellissimo. Il fatto che non funziona il cose è brutto. Il braccetto. Ma scusa, ma sapete pure io? No. Questa è la lesca, noi non la mettiamo. E non carrelletto, giù facevano, zio. Ormai facciamo dopo mare, compagni nostri. Ne ci aspetta, ecco, signori. Ne c'è un bel barlino. Ragazzi, ne c'è un bel barlino. E questi ci vogliono prendere per deficienti. Fanno 15 liste per appoggiare un candidato. C'è un bel barlito. Che c'è perché che fisso, c'è veramente, dai. Sempre loro. Ieri hanno inaugurato la nuova sala consigliare, stavano tutti presenti. Durante l'anno non si sono presentati decine e decine di volte. Non si sono presentati al consiglio comunale, vergognatevi. E lasciano andare le cose, vai. Quasi. Ha colpato. Ha colpato che la fotografia non dava buffet. Ciccio sta a Roma, Enzo Delvi vuole mettere i dischi, Gesù poi cantare, e chi ne fanno i cazzo loro, capì? Sei giù qui, hanno chiuso anche il bastone, niente. Comunque io sono d'accordo di quella chiusura. Perché stava diventando schifo come Brescia, perché giustamente se tu non sai preservare una cosa, perché lì andavano. Piedi, ma comunque. Sì, ma non vanno chi birra, chi cosa c'è un schifo che fa sì, ma dai. È sempre quella la canzone. Buongiorno Luigi Desario, amo il mare, Luigi Desario, amo il mare. Angela Capossile, buongiorno. Tutte le amiche di Lello, salutate Lello, il vostro idolo. È l'amica di Barlitti Aveso, un'amica di Barlitti, non di Lello, c'è Lello. Lelo. È la Vicky che è andata al dentista ieri e ne posso parlare a sé. Bene, non me la Gesù. Ciao Vicky. Ciao. Ti fa male il dente ancora? Lello Sindaco, io glielo sto dicendo, ragazzi, a parte gli scherzi, veramente Lello Sindaco, cioè Lello dodea lo Sindaco, 2 giorni. Il primo giorno a festeggiare. Ammetto 3 cose a posto. Tanto un giorno ci vuole per aggiustare le cose. Per aggiustare le cose secondo me ci vuole un giorno. A volerlo fare un giorno. Ragazzi, per favore, sentitevi l'intervista del nostro sindaco in merito al sottopasso di Via Einaudi. Sentitevi l'intervista, Roberto Stranieri, una cosa, o Telesviva o Amicanova, hanno fatto l'intervista. Sentite questo signore cosa non ha detto. Non si capisce. Michele Corvace, non siamo arrabbiati, noi siamo arrabbiati per le cose come che vanno a rotoli. Il sottopasso di Via Einaudi, quel fai 2 minuti seri, il sottopasso di Via Einaudi, questo signor sindaco è scandaloso, non ha detto niente, non si sa quando si apre, stanno ancora a fare i sopralluoghi. Ma capisce, vedete, volete spiegare il giorno in cui si apre? Se vai al 6 on e dice, ragazzi, il 15 luglio del 2039 si è prupato. Come dissero a settembre. A settembre a settembre che già passa, che
O a gennaio disse. Manna, a ad dicembre. Andrea, Dove contato, ci sta, a Dopan stava tutto parlando, già stai parlando. Ora faranno i sopralluoghi, il sottopasso pedonale lo spostano di 50 metri. Oh, ma a capisce vedete, oh. A capisce vedete. Scandaloso sta cosa. Veramente. Andatevi a sentire l'intervista del sindaco su Amica 9, mi sembra, una cosa del genere. Veramente non è proprio possibile, dai. Non l'hanno trovato ancora. Non si capisce niente. Sotto buco capaci, non l'hanno trovato ancora. Che cosa manca? Cosa c'è? No, poi da 2 euro usino, che diceva il Ancora trucco. di bescio, un bouc. Metti ragazzi, metti ragazzi, metti. Stanno ancora a capire quando apre sotto Pasvena. C'hanno mezza città sotto sequestro, non si può camminare, la gente in fila. Oh! Zio, ci tu arrabbiai, ti arrabbi tutti i dei purtroppo, dai. E soprattutto su Facebook leggo dirigenti e assessori che scrivono i puttanate mai viste, le puttanate scrivono, perché pensano che un comune o loro. Vabbè dai, ma è colpa tua zio, è colpa di Lello il Rosso. Ciao. Io Cerco, vediamo un uomo tanto che no? Donato Ruggero, Falconetti, che sciogano il pallone, ma che a me? Ma che a me? Cioè, Ma ci faccio quando io? si Ma che ti inventa chiamo? si inventa i nomi, cioè, veramente. Saluto Questo il non canale. No, qui è Donato Ruggero Falconetti, che saluto facciamo un con sondaggio. affetto. Secondo voi Lello quando saluta le persone si inventa i nomi? No. No, bravi, adesso che stai chiedendo di canale, si vergogna come che canale c'è. Ma ieri al Betrieb è sordo l'auto, quando era stato fatto feia. A che ora andasti? Scherzavamo, ma A che ora andasti? dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11. Ieri sera? Fece la pizza. Ecco il mare nostro. Vedi il gargano sullo sfondo, Bellissimo. Eustachio, buongiorno. C'è bella sto paese, bella se. Mannaggia la miseria, ragazzi. Vogliono la maggioranza bulgara, stanno facendo cioè, capito? Appoggiano una persona assolutamente, sarà pure capace, quello che volete. Ma non è possibile che tutti appoggiano la stessa persona. Non è democrazia. No, e soprattutto destra, sinistra, centro, sud, gli hanno fatto lei. Questa è una cosa che ti fa capire. Ma attenzione, ma sono sempre gli stessi. Non è che esce uno nuovo, sono sempre gli stessi, quelli che ci hanno messo in questo macello. Dai. Comunque è lo specchio di Barletta, è quello che abbiamo. Ieri hanno fatto l'inaugurazione al Retudake della sala così, tutti, la fotografia, la fascia, sorrisi, baci, abbracci. E Dio sto bordello, il bordello sta ragazzi, non si capisce niente. Neanch'io. Che bello! Questa è la settimana santa? Ora? Dopo Spencer, Dopo Spencer dopo pesce. Dopo le spine sta le palme. Sì, domenica. Spine, palme E Pasqua. e Pasquetti. Ma te ridi quello che avevano già pesco? Mamma. Da sopra vai e se no ci mettiamo 2 ore. Ma Ce io la non faccio. stai. No, è rosso verde. Questo è nero e ne è verde. Vai bello, vai. Vai bello che Cado non una si capisce barzellina. semaforo. Buongiorno Andrea Fiorella, buongiorno pure a te. Virginia Tupputi, chi sei? Sta guardando il video in diretta. Salutaci Virginia Tupputi. Tra la sera che dopo questa cosa. Saluta a lei che lei sa femmina. No. A me non mi interessa niente dopo, ma lei sul vatito. Tanto a destra. A chicane. Per compensione. Sono le 27, devo mi fuggire. Acceleriamo, dimettici Io addosso, ci devo da venuto. che c'è da fare? Ieri uscì prima che andai all'assemblea, pure l'assemblea dell'ATA. Vabbè, mica la C'è balla. l'ATA. E per dire, E cosa avete deciso?
No, vabbè, dico sempre le stesse cose, schizza all'altro. Che vogliono che uno si deve mettere come si chiama? Nel consiglio. Nei consigli di quelli là. Ma tu sei rappresentante dei Midero, No, no? io no, c'è. Però mi fai un mezzo rappresentante, un mezzo assessore di cacchi. CGL, Will, questi come si chiamano? Sindacati che Attenzione che sta una buca enorme qua. capizzano, che tu sei. Ma poi, cosa zio? Cacchi, se veramente pensi che non si profissa. Sì. La cosa che più mi fa girare le scatole, hai visto? bravissimo. Il signore mi fa girare le scatole quando Saluto mia pensa. madre Concetta, ha detto Ciao bella Concetta, ha detto mamma, ha detto di gira a Franco, ma va a salutare perché ti saluto. ti vede un mito. E a questo sta. Signora, tu sei un Vedi? E questa è la giustarella ed è debole come segnale. Poi sta mettendo la fibra. la fibra ottica, la fibra Beh signori, le 7:29. un dolore non sono fetti oggi, mi oggi. raccomando, aprite gli occhi, non vi fate prendere in giro, sono sempre loro, nascondono, cambiano cappello, casacca. Ehi, Roberto Stranira, ieri facete un servizio È un spettacolare. signore. Roberto Straniro me lo sono sentito 2 volte perché è uno spettacolo, è uno che dà pane al pane, vino al vino e se serve qualche cosa di più, mette, perché c'è sempre un trionfo in mano. Roberto Straniro. Bravo Roberto. Roberto t'abbraccio. Ciao Marisa, ciao Tina. Lava da mangiare spaghetti Roberto Straniro. Ma Roberto è un grande, Roberto. Poi è un fatto che io vendi come ammacci. Ecco, la scena Beh, buona giornata a tutti, buon martedì, vi auguro il meglio del meglio, Sì, vi tutto auguriamo qua- sempre il tutto meglio. quanto. Un Oggi bacione, date un bacio ai vostri figli, alle vostre figlie, Alle alle vostre vostre figlie. mamme, alle vostre mamme, ai vostri papà, attenzione a questo, a destra.